domanda. Sì, dobbiamo reagire, sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente, questa è la nostra, tra virgolette, prima sconfitta, meritata, perché non siamo riusciti a mettere in campo troppo poca qualità, troppo poca intensità, e quindi abbiamo trovato un avversario che ci ha giustamente punito, però sapremo rialzarci. È stata una brutta serata per tutti, per me, per la squadra, non ci siamo riusciti ad esprimerci, e quindi se non riesci a esprimerti a certi livelli purtroppo fai queste partite, però adesso ripartiremo sicuramente come abbiamo sempre fatto. Tommaso Turci. Qualità, intensità, un po' sotto ritmo la squadra, ma forse oggi è mancata, a vederlo da fuori, anche un pochino di quella cattiveria, no? Nelle seconde palle che contraddistingue il Milan, e nell'ultimo anno si è visto nelle partite sporche, possiamo dire così. Oggi è mancato anche un po' di quello. Sì, devo dire che noi non siamo una squadra che è capace di vincere partite sporche, nel senso che abbiamo sempre cercato di giocare, abbiamo sempre cercato di puntare sulle nostre qualità, sull'intensità e sul ritmo, e stasera non ci siamo riusciti, quindi quando non ci riesce poi dopo diventi anche un po' meno, probabilmente un po' meno determinato, un po' meno convinto di quello che fai, e siamo andati in difficoltà e lo siamo stati per tutta la gara. Quindi questa è la classica giornata storta, dove non ha funzionato niente, non hanno funzionato le mie scelte, non hanno funzionato le prestazioni dei giocatori, gli avversari ci hanno messo sotto, e bisogna ripartire con forza, con convinzione, perché chiaramente non siamo questi qua. Non temo un po' che questa sconfitta possa portare anche un contraccolpo psicologico in quella che probabilmente è la settimana più importante, perché insomma adesso c'è la Coppa, poi c'è il derby e bisogna stare sul pezzo in questi casi? Non ci mancherebbe altro che non sia così. Siamo consapevoli della partita negativa che abbiamo fatto, ma siamo altrettanto consapevoli delle nostre qualità, delle prossime partite molto importanti. Chi ha avuto la possibilità di vedere la nostra settimana di allenamenti non si poteva immaginare una prestazione del genere, né i miei giocatori né tantomeno io, però purtroppo è successa, la analizzeremo bene, e chiaramente dobbiamo dimostrare di non essere questi qua stasera, ma lo faremo, anche se le difficoltà arriveranno, gli avversari sono forti, ma siamo forti anche noi. Diletta Pioli per voi. È stata una serata storta e bisogna ripartire. Simone Tiribocchi. Sì, buonasera mister. Buonasera. Ho visto questa sera un po' di difficoltà nella prima costruzione, no? Direttamente dal portiere, tanti errori tecnici, e in non possesso sempre il reparto difensivo, un po' di preoccupazione. È possibile, quando lei ha detto le aspettative ora sono un po' diverse, che la squadra abbia un po' accusato questo aspetto? No, ti ripeto di no, perché fino alle 8:40 i miei giocatori e io soprattutto ero convinto che avevamo fatto tutto per preparare al meglio la partita, per essere pronti, per mettere in campo un'altra prestazione da Milan, per quello che siamo abituati, per quello che abbiamo abituato i nostri tifosi. Poi probabilmente oggi siamo stati meno lucidi sicuramente nel reagire alle difficoltà che l'avversario ci ha proposto, ma sapevamo che l'avversario sarebbe stato molto aggressivo, sapevamo che avrebbe provato ad accettare la parità numerica, avevamo provato delle soluzioni che però non ci sono riuscite, quindi dopo la partita si è complicata e abbiamo commesso degli altri errori che poi non ci hanno permesso di fare una prestazione all'altezza e chiaramente di permetterci di portare a casa un risultato positivo. Massimo Gobbi. Buonasera mister. Buonasera. Abbiamo sentito che si è lamentato un po' della giropalla un po' troppo lento e che non riuscivate a muovervi come volevate per troppa lentezza forse, e questo lo percepivamo anche durante la telecronaca, no? Lo Spezia vi ha messo in difficoltà perché voi muovevate la palla troppo lentamente e quindi venivano poi fuori Cialanoglu a cercare di giocare, Leao non attaccava la profondità e Ibra poi rimaneva da solo, quindi è da questo che è derivato il problema più grosso stasera. Sicuramente il fatto di non dare ritmo nel muovere la palla sicuramente ha favorito i nostri avversari, che potevano scivolare e muoversi tranquillamente senza perdere tanto gli spazi e i nostri riferimenti. È stata una partita dal punto di vista tecnico troppo insufficiente, probabilmente quando c'è anche un'insufficienza tecnica c'è anche un movimento senza palla non adatto coi tempi giusti, quindi purtroppo stasera non ha funzionato nulla. E quindi abbiamo fatto fatica a poi mettere in campo una prestazione
più che sufficiente per portare a casa un risultato positivo. Ha funzionato poco con la palla, poco senza palla, e quindi bisogna assolutamente ripartire da lunedì con grande determinazione, perché è chiaro che questa è una brutta sconfitta, ma abbiamo le capacità per riprenderci. Borghi? Buonasera Pioli, io volevo chiederle semplicemente come sta Rebic, perché avevamo rivisto il vero Rebic nelle ultime partite, stasera l'abbiamo visto in tribuna, un problema al ginocchio, come sta? Sì, Rebic durante l'allenamento di ieri ha avuto un trauma, un mezzo distorsione, insomma comunque ha un tendine a rottura al quale ha sempre avuto qualche problemino che non gli ha permesso di scendere in campo, non era al 100% e non era in grado di scendere in campo. Non dovrebbe essere una cosa particolarmente grave, spero di averlo già a disposizione per la trasferta di giovedì. Grazie. Prego. E siamo pronti per vivere il derby dei derby, Pioli, l'abbiamo definito così perché comunque andrà domani, sarà sicuramente la sfida tra prima contro seconda. Quanto importa avere nello spogliatoio, proprio in momenti come quelli di questa sera, uno Zlatan Ibrahimovic? Ha già rincuorato i ragazzi in vista di questa partita? No, in questo momento dopo la partita c'era troppa delusione. Secondo me è anche giusto che sia così, perché abbiamo fatto sicuramente una brutta partita, quindi è giusto uscire da questo campo a testa bassa, ma assolutamente poi tornare con grande invece determinazione e applicazione al nostro lavoro, e per permetterci poi di rimettere in campo altre prestazioni. Ma nello spogliatoio nessuno ha parlato, perché stasera eravamo tutti delusi dalla nostra prestazione. Giornata storta, Pioli, però le auguriamo buon lavoro e ci rivediamo tra 8 giorni per il derby dei derby. In bocca. Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. È stata sicuramente la nostra peggiore partita e la nostra prima vera sconfitta, perché abbiamo meritato di perdere non giocando alla nostra altezza. Non perdevate fuori casa da una vita, addirittura nel 2020 non avevate mai perso, eppure insomma non avevate grosse assenze, è proprio il ritmo che ha imposto lo Spezia a questa partita che vi ha messo in difficoltà. Secondo me è la poca qualità e il poco ritmo che abbiamo messo in campo noi che ci ha messo in difficoltà. Poi bisogna dare i meriti sicuramente ai nostri avversari, perché hanno fatto meglio di noi. E si è dato una spiegazione su questa prestazione in attesa del Milan, perché insomma state attraversando un buon momento. Difficile per me dare spiegazioni, perché ero sicurissimo della settimana, anzi chi ha visto i nostri allenamenti in settimana nessuno poteva immaginare o aspettarsi una prestazione del genere. Purtroppo la nostra giornata è stata una nostra serata storta in tutto per tutto, e quindi dobbiamo archiviarla e pensare invece a rimettere in campo le prestazioni all'altezza delle nostre qualità. In attesa della partita di domani sarà una settimana molto particolare, si arriverà al derby, ma prima avete la Stella Rossa a Belgrado, forse è una trasferta della quale in questo momento avrebbe fatto a meno? No, assolutamente no. Abbiamo fatto tanto per tornare in Europa, tanto per arrivare a questo punto, è un obiettivo importante. Ho la rosa anche giusta, forte, completa per gestire anche i doppi impegni, e chiaramente siamo invece molto contenti di essere ancora in Europa e vogliamo andare avanti, sapendo che incontreremo una squadra che sta dominando il campionato serbo, e quindi difficoltà ci saranno, ma avremo anche una grande voglia di reazione dopo una partita così al di sotto delle nostre possibilità come quelle di stasera. Riguardo al campionato, teme di perdere la testa dopo tanto tempo? No, la classifica l'abbiamo sempre guardata poco fino ad oggi, lo faremo anche domani. Sinceramente adesso pensiamo alla prossima partita, poi penseremo chiaramente al derby, perché è una partita molto importante, questo lo sappiamo, ma adesso pensiamo alla Stella Rossa. Grazie. Grazie. Perfetto. Grazie.